Fossi nato a Milano, fossi nato a Napoli, non sarei l'uomo che sono oggi. E quindi è doveroso fare un video un po' per raccontare come sono stati questi primi 10 anni di musica in lingua ligure. Tutto è cominciato quando avevo poco più di 20 anni. Mi trovavo a ingegneria, già facevo rap da un po' di tempo, da alcuni anni, anche con dei ragazzi di Bolzaneto, la mitica Mad Boys Crew. Ero lì in facoltà e mi è venuta in mente una rima caratteristica del mio paese, ovvero ciassa e fugassa, figassa, perché noi diciamo figassa. Quell'odore che senti quando passi dalla piazza di Campomorone di focaccia appena sfornata. Partendo da quella rima ne ho scritte altre e poi ho quindi realizzato la mia prima canzone interamente in genovese dal titolo Zena. E io inizialmente la vedevo come una cosa un po' a sé stante, poi ha avuto un successo inaspettato, addirittura l'ho portata anche a un concorso e mi ricordo che ho incontrato Vladi dei Trilli che era in giuria e era rimasto colpito da questa mia idea, anche perché il rap in genovese era una cosa un po' particolare. Soprattutto nei primi anni del 2010, non era come adesso dove spesso magari anche delle pubblicità di prodotti tipici o anche della MT vengono fatte in genovese. E i miei genitori non hanno mai visto troppo di buon occhio questo mio interesse verso la musica, la creatività, soprattutto relativamente al rap, il genere musicale da cui sono partito, ma non perché lo facessi in genovese o in italiano, proprio lo vedevano come una distrazione dal mio percorso di studi. Però mi ero reso conto del valore di quello che stavo facendo, così ho deciso di portarlo avanti, anche se poi sono andato a vivere fuori dalla Liguria. Quei 2 anni in Lombardia forse mi hanno ispirato per scrivere In Tenebrassu, la mia seconda canzone in ligure, che è proprio una dedica a questa terra che è stupenda, anche se fragile, con dei problemi, delle contraddizioni. E In Tenebrassu ha avuto un successo inaspettato, direi veramente ottimo, tant'è che sono stato invitato in vari festival. Ho partecipato al Festival della Parola, mi ricordo mi avevano invitato a Chiavari e in quell'occasione c'era un rapper famoso, un rapper italiano, e fu intervistato e visto che avevo cantato prima di lui, il giornalista gli chiese: abbiamo sentito un ragazzo che rappava in ligure, in dialetto, cosa ne pensi tu di questa cosa? E la risposta del rapper famoso fu: beh, penso che se rapperà in dialetto non farà molti soldi. Basta. Non aveva tutti i torti? O chi lo sa, in fondo la vita è una maratona. E proprio In Tenebrassu mi ha portato a partecipare all'Alemante Festival. La mia prima partecipazione è stata incredibile. Sapevo che era un evento benefico organizzato molto bene, ma non mi aspettavo di trovarmi a cantare di fronte a 5.000-6.000 persone. E mi ricordo che quando sono salito sul palco un po' le gambe mi tremavano. Però poi ho sentito una spinta, ho sentito un affetto dal pubblico, poi anche in un evento di quel tipo che ha un'atmosfera magica, tutta particolare. È stato veramente un punto di svolta nella mia storia musicale. Ed è stato un punto di svolta anche fare la mia prina canzone insieme ai Demo e Win, 2 ragazzi di Campomorone, Giacomo e Fabio, che io conoscevo da una vita, perché in un paese puoi capire se non ci conosciamo tutti quanti. Però quando ci siamo visti qua in questa stanza per fare la nostra prima canzone insieme è stato magico. E Giacomo ha tirato giù 2 accordi. Poi mi ha detto: come la chiamiamo? Ma Touli, una cosa in genovese che prende il Touli. Ah, Fabio ha detto Touli, Tolà, Touli, Tolà. E siamo partiti e abbiamo tirato giù la canzone. Ed la cosa bellissima è che poi quando ho incontrato varie persone in diverse scuole, vari ragazzini, bambini, quando ho cantato quella canzone c'era sempre un clima festoso. E veramente i bambini mi hanno sorpreso proprio anche per la generosità che hanno dimostrato nei miei confronti ovunque io sia andato. Mi ricordo che nella scuola di Molassana mi avevano fatto uno striscione grande, tutto colorato, con scritto In Tenebrassu. Oppure un bambino di Voltri che mi ha voluto regalare una matita. Mi ha detto: tieni, questa è per te. Mi ha detto: ma no, servirà a te per la scuola. E lui: no, ci tengo che la tieni tu. Cioè, quelle cose che sono piccole apparentemente, però hanno un valore inestimabile. Insomma, diciamo che la mia fama si è un po' espansa in quel periodo e sono stato invitato anche per la prima volta a Ligurian Che con Franco Bampi e Gilberto Volpara, che ancora non conoscevo, e mi ricordo quella puntata, la prima puntata, prima di diventare un ospite abbastanza abituale, insieme a mia sorella, che era venuta a darmi in manforte, anche lei a parlasenese, meglio che mia. In quel periodo io ne venivo da una serie di porte in faccia, concorsi in cui ho visto proprio le peggio cose. Ma quando sono andato dal Benga, al Festival della Canzone in Lingua Ligure, io non conoscevo nessuno mi conosceva, però mi hanno accolto. C'era il piacere di conoscersi, di ascoltarsi. E io all'esordio, con Te Speciale, vinsi il primo premio nella categoria solisti e il premio Elmo Bazzano. Non so che dire, sono veramente contento, però
Guardandomi intorno vedo che veramente il genovese, la lingua ligure veramente, la lingua ligure adesso secondo me è veramente in un momento di rinascita. Dopo tempi un po' magari in cui pensavamo si sta perdendo questa meravigliosa lingua, io vedo tanti bei segnali anche nelle scuole, tante iniziative e crediamoci perché veramente è un patrimonio. Grazie. E l'anno dopo partecipai anche con un altro brano, Fermau Tempu, segna un po' una svolta un po' più cantautorale nella mia storia musicale, col quale vinsi anche il premio miglior testo. Un brano che tutte le volte che comunque lo canto, lo ascolto, mi emoziona in modo particolare. E di lì a poco ci fu un evento speciale. Questo in realtà non volevo neanche raccontarlo, però sento che è il momento giusto. Si trattava di un concerto nell'oratorio di San Martino di Paravarico, in un momento un po' particolare. Io non avevo grandissime aspettative, però poi il locale si è riempito completamente. Un entusiasmo incredibile e dopo quel giorno forse è scattato qualcosa anche nei miei genitori. Hanno detto forse, non lo so, ora magari mi smentiranno, forse Michele ha qualcosa da comunicare. E da quella volta il loro atteggiamento nei miei confronti, verso anche la mia attività musicale, è cambiato in meglio. E non è stato un percorso facile, perché io per assurdo mi sono trovato escluso da certe situazioni, soprattutto in ambito rap, hip hop. Forse perché cantavo in lingua ligure, non lo so, forse perché non conoscevo qualcuno abbastanza bene. D'altro canto mi sono trovato più incluso in manifestazioni in genovese. Ho avuto anche l'occasione di conoscere il mitico Piero Parodi, di incontrare Franca Lai. Persone che comunque hanno sempre mostrato affetto nei miei confronti. E forse anche questo affetto, forse ripensare anche alle mie radici, a mia nonna, a mia prozia, che nel frattempo purtroppo se ne erano andate, mi ha dato la spinta a continuare a scrivere in ligure. Anche se era una cosa in controtendenza, anche se era una cosa non destinata a portare dei soldi. E quindi ho scritto il mio primo album interamente di inediti in lingua ligure, Lui Gentileggi, per il quale ho collaborato con vari musicisti, tra i quali Lord Gian, che mi ha dato una mano con gli arrangiamenti, e tanti altri amici. E poi ho presentato questo disco nel paese dove sono cresciuto. E devo ringraziare veramente anche Campomorone, soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione degli eventi, perché mi hanno ospitato al Cavannù, e poi è nato anche il festival, il GSM Festival, che portiamo avanti da diversi anni. E dopodiché ho portato la mia musica in giro per la regione, nelle varie vallate, sulla costa. L'unico posto in cui non ho cantato molto è Genova. Per i concerti, gli eventi in lingua ligure, c'è qualcosa che frena a Genova. Non ho ancora capito bene cosa, ma spero si possa risolvere anche questo aspetto. Nel 2019 le cose stavano andando bene, stavo prendendo il giro giusto, e poi lo stop. 2020, uno stop secco, una ripartenza molto molto a singhiozzo. Però anche quei 2 anni lì, in qualche modo, mi hanno portato a riflettere su quello che stavo facendo. Perché a volte qualcuno mi etichetta, sì, quello lì, sì, quello che rappa in genovese, ma in realtà io penso che ci sia di più. E l'ho anche dimostrato con alcuni progetti come il Diario d'Altavia, 40 giorni offline, La mulattiera dell'olio da Bobbio a Levanto, Dimmi qualcosa in senese. Ecco, penso che ci sia molto di più da fare e da dire, anche con progetti e canzoni in italiano. Ci saranno altri 10 anni di musica in lingua ligure? Per me, dipende. Dipenderà da me, dipenderà da noi, anche da quello che faremo per valorizzare questa lingua e per portare bellezza. Io credo che ne valga la pena. Tu che ne dici?